Buonasera a tutti ragazzi, ancora caldo qua perlomeno a Salerno da me, invece da domani dicono che dalle prime ore di mercoledì 14, quindi domani, un forte maestrale si farà sentire con fortissima intensità tra Sardegna e Corsica, con violente raffiche di vento oltre i 100 km orari. I mari delle zone saranno quindi delle due isole saranno soggetti a forti burrasche e nel corso del pomeriggio anche la Sicilia sarà particolarmente colpita da questi venti intensi, con interessamento di mari molto agitati. Nella giornata invece del Ferragosto di giovedì 15 lo stato del mare sarà migliore, il vento invece rimarrà ancora molto intenso. Diciamo che si assisterà a un rinforzo sui settori adriatici della Puglia e quello ionico, sulle coste calabre e coste siciliane, quindi neanche a Ferragosto qui farà un po' di fresco, quindi non ci saranno novità, farà ancora caldo ragazzi, a parte queste due eccezioni che ci sono, Sardegna, Corsica e Sicilia, un po' la Puglia e la costa calabra, quella ionica, però la situazione poi andrà progressivamente migliorando nella notte tra giovedì e venerdì 15 e 16 agosto. Quindi questo è quello che dicono il meteo, ovunque ho controllato dappertutto. Rimane ancora un po' di maltempo a nord, quindi in Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Marche. Poi le altre regioni ragazzi dobbiamo soffrire, quindi non ci sono santi. Ho controllato tutta la settimana ragazzi, porta sole dappertutto, perlomeno qua in Campania di pioggia proprio non se ne parla proprio, quindi dobbiamo ancora lottare ancora. Quindi dicevano dopo il 15 di Ferragosto arrivava un po' di maltempo ragazzi, ma qua non arriva niente proprio, quindi continua questa ondata di calore. Speriamo che passa subito agosto perché davvero non se ne può più. Quindi domani ci sarà forte vento su Sardegna, Corsica, Sicilia, la Calabria ionica e la Puglia ionica, quindi solo vento, quindi mare agitati, quindi non si parla di, diciamo, di pioggia o altro, quindi sarà un maestrale, diciamo, in effetti forti venti, questo è. Quindi speriamo che poi può anche piovere, lo spero per voi perché qua stiamo proprio soffrendo qui a sud, perlomeno qualcuno starà meglio di noi, anche se non credo perché quando ci sta il vento di solito non piove, quindi come si dice qua a sud, se ci sta il vento non piove, quindi quando il vento cala la pioggia arriva. Quindi anche i pescatori qua della zona conoscono questo detto antico che se ci sto vento non piove, quindi deve andare via il vento, se no non arriva la pioggia. Quindi ragazzi ci aggiorneremo sempre come sempre sul meteo, sui terremoti, su tante altre cose. Su Palma ancora nulla ragazzi, la situazione è quella lì che come avevo detto prima, quindi non ci sono feriti, non ci sono diciamo edifici, nulla, stanno tutti bene, quindi ringraziando a Dio è andata bene anche stavolta. Quindi non ho fatto nessun aggiornamento perché non ce ne stava bisogno. Quindi ragazzi ci sentiamo e arrivederci e buona serata a tutti.